TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. È stato ospitato oggi a Palazzo Ferrofini il convegno Il silenzio delle innocenti, racconti, iniziative e progetti contro la violenza sulle donne. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, dopo aver portato i saluti istituzionali, ha chiesto all'Aula un minuto di rumore. Credo che ne valga la pena. Gino Cecchettin, padre di Giulia, offrendo la propria testimonianza, ha posto l'accento sul fatto che dietro a ogni femminicidio c'è una vita spezzata, una famiglia che soffre. Solo ora mi rendo conto di questo. Prima non avevo recepito appieno la portata del fenomeno, pur essendo una persona per bene. Ora che ne ho le forze e la piena coscienza di cosa è realmente successo, sento il dovere di impegnarmi. Ecco perché ho istituito la fondazione. Bisogna investire nella formazione e nella sensibilizzazione delle nuove generazioni, che saranno i genitori di domani. Ancora cronaca. La squadra mobile della Polizia di Stato di Venezia ha arrestato a Mestre una cittadina straniera che deve espiare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per sequestro di persona a scopo di estorsione. I fatti alla base della sentenza di condanna risalgono al 2022, quando la donna, con altre 2 connazionali, avrebbero fatto irruzione presso l'abitazione di Rimini della vittima e dopo averla prelevata con la forza l'avrebbero portata a Mestre. A quel punto i sequestratori avrebbero contattato i familiari della vittima chiedendo un'ingente somma come prezzo per la sua liberazione. La richiesta estorsiva avrebbe tratto origine dalla collaborazione lavorativa tra la vittima e un altro connazionale attivo nella compravendita online di prodotti griffati, il quale, dopo aver ricevuto ingenti somme a pagamento dei prodotti di lusso richiesti, si sarebbe reso irreperibile senza evadere gli ordinativi. Ulteriori dettagli della vicenda nel nostro sito notizieplus.it. E in merito all'episodio avvenuto stamattina all'ospedale dell'Angelo di Mestre, con la minaccia di un uomo al personale sanitario, Dario Rossi della segreteria della CISL Venezia dichiara: purtroppo dobbiamo segnalare un altro caso al pronto soccorso di Mestre nell'arco di pochi giorni. Grazie al personale subito intervenuto ha impedito che la situazione degenerasse ancora di più. Sono episodi intollerabili, ormai divenuti troppo frequenti, che mettono a rischio medici e infermieri, ma anche i pazienti. È un quadro inaccettabile che richiede un intervento immediato e deciso, coordinando assieme forze dell'ordine, enti preposti e forze sociali per prevenire che questi eventi possano accadere di nuovo. Per questo, come CISL Venezia, chiederemo un incontro ai direttori generali delle ULSS 3 Serenissima e ULSS 4 Veneto Orientale per pianificare assieme il da farsi. E Marghera non si arrende ai fatti di cronaca nera e c'è chi punta il suo rilancio pensando all'anno nuovo che si avvicina. Sarà quindi una festa on the road, quella in programma sabato 30 novembre alle ore 11:30 presso la pasticceria Miledi in via Trieste 141 a Marghera. Il gruppo dei Margherini Doc ha organizzato la distribuzione omaggio del calendario 2025 con i dolci margherini diventati il simbolo di Marghera. L'utile e colorato calendario semestrale in formato A3 fronte retro porta la firma del veneziano Valerio Held. Il disegnatore della Disney, che ha rappresentato i margherini in tante scene come ad esempio in Gondola a Venezia, che si arrampicano sulla gru di Porto Marghera oppure in cima alla cisterna dell'acquedotto. L'evento sarà l'occasione per eseguire l'inedito testo ufficiale del primo distributore al mondo di torte, focacce e dolci. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.